Là, ciao Fioi, come va? Come va la quarantena? Eh? C'è qualcuno? No, c'è nessuno, fa niente, parlo da solo, ma è bello così. Niente, siete a casa? Siete a casa? Ciao Mattis J. Lovers. Siete a casa? Che il periodo è di quelli belli. Noi siamo qua per tenervi un po' di compagnia, visto che fanno così tanto di moda le dirette Instagram ultimamente. Potevano ignorant non fare una diretta Instagram? Potevano benissimo, però abbiamo pensato di farla lo stesso e di tenervi un po' di compagnia. Vedo un sacco di gente che sta arrivando, siamo a 7 in questo momento, giusto per dirne uno, saluti a tutti. Non so se vi riesco a leggere più di tanto perché sono un po' accecato lì, però intanto io vi suono qualcosa, tanto per non saperne leggere né scrivere. E poi, come dicevo, cerchiamo di tenerci un po' compagnia per le 6-7 ore che verranno da qui in poi. Partirei, giusto così, tanto per non saperne leggere né scrivere, da un bel cagheton. Al matrimonio da zia Giuana è tutti una danza strana alla mano chi sulla cintura la noce il ritmo la spadura es la cabeza la otra mano e dopo mueve de piano piano un paso qui un paso là e todo el mundo la deba là nena una danza alle mal da panza de su Fernando chiama l'ambulanza ai Maria loca la cria vieni un attacco de disenteria Dolores Dolores, Dolores, Dolores. In dal villaggio da Marsalam, l'animatore fa le Maiman, prima la izquierda, poi la derecha, e poi il crouton per la cucaracha, la bala al nino, bella bronzato, la bala al nonno, dopo il gelato, del tormentone della bella stagione, sabbia al vento e scalmanon, le nonna danza, alla mal da panza, de su Fernando chiama l'ambulanza, ai Maria, loca la cria, veni un attacco da disenteria, Dolores, 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 Dolores. Sammy vedi se te ciappa la caghetta, muove la cintura e tira giù la braghetta, sta lì in crouton, balla reggaeton, mangia risi bianchi e ciuccia un po' da limon, le sta l'arieta, dopo la diretta, vamos alla playa di tieni la careta, la noche caliente, se te mangia picante. Le nonna danza, le mal da panza e di Fernando chiama l'ambulanza, ai Maria, loca la cria, vieni un attacco da disenteria, Dolores, 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 Dolores. Bella lì. Allora, abbiamo rotto il ghiaccio? Ghiaccio l'abbiamo rotto e niente, insomma, diciamo che quella di oggi non sarà un vero e proprio concerto perché ovviamente non potevamo rispettare le distanze minime di sicurezza. Allora abbiamo pensato, io sono qua a Toriano, Tia è a San Perone, Gianca è a Borgarello, Paolo è a Londra, per cui di sicuro le distanze le abbiamo rispettate. E niente, vi facciamo ascoltare un po' di canzoni così, un po' di cose. C'è Eleonora, ciao Stefi, vabbè, ma sei di lì nell'altra stanza, vabbè, ciao. E niente, quindi proviamo a sentire se c'è il buon Tia nei paraggi, vediamo un po' se c'è il buon Tia, così parliamo con lui. La campagna è di differenza, quindi c'è un attimino da settare la connessione perché c'è giusto quella campagna che ci separa, forse sta arrivando. C'è là! Ciao! Ciao. Oh, ti sta fatto bene la quarantena, vedo un bel ciusco di capelli. Ma guarda, sai, essendoci tutto chiuso, io in realtà li ho lì, Ah, quindi giustamente. mi dai un secondo che mi metto un attimo qualcosa di un po' più legale. Sì, più che altro ti vedo buissimo, non ti vedo buio. Arrivo subito.
Vai a comprare anche una lampadina. No, non puoi uscire, non puoi uscire, se vai a comprare lampadine. Vabbè, niente, nel frattempo c'è questo momento di impasse dove Tia se ne va e resto qua. Ave, ave, ave. No, adesso è tutta un'altra cosa, effettivamente. E allora, come andiamo? Bene, bene, qua tutto bene, siamo in quarantena, io sono a casa anch'io qualche giorno, ho lavorato fin poco fa, ma sono a casa qualche giorno. Tu invece stai continuando a lavorare, no? In questo Io sto periodo. continuando a lavorare, sì, ci sono stati forniti i mezzi per lavorare, la mascherina e tutto quanto. Io Ma purtroppo, cioè, com'è la situation nel, cioè, come dire, il pubblico, cioè l'utenza media, cioè, beh, la gente c'è, entra solo con un pochino più di calma, nel senso che li fanno entrare un po' alla volta, però la gente è ancora comunque troppa, secondo noi. Parlo eh, anche a nome dei colleghi. Però, vabbè, la gente deve, giustamente deve mangiare, quindi sì, no, infatti, infatti. Infatti in questo questi giorni si sentono un sacco di lodi, di applausi giustamente al personale medico, personale sanitario che sta facendo i miracoli. Però insomma c'è anche tutta una fetta di popolazione, di lavoratori che stando a contatto col pubblico, insomma, si assume un bel rischio e gli va un applauso anche a loro, direi, a tutti loro. Guarda che capelli ti sono venuti a stare... io così, nel senso, sai. E niente, dai, allora, io quasi quasi, visto che bisogna stare a casa, volevo consigliarvi magari qualcosa da fare o comunque vi dico quello che ho fatto io, magari prendete spunto, non so. Bene, vai, vai. Ma guarda, io, Prendo nota. guarda, io ho riscoperto un paio di film anni 80 che non vedevo da tempo, no? Tipo? E, tipo, allora, il titolo in italiano è Voglia di vincere. È praticamente con Michael J. Fox. Praticamente in questo film lui è un licantropo, no? Praticamente prende il gene del padre e diventa un licantropo e lo scopre nel proseguo del film e inizia che è un po' sfigatello, tra virgolette, poi con questa fama di licantropo che si fa, insomma, entra nella squadra di basket della scuola e diciamo diventa famoso, salvo poi scoprire che E forse non spoilerarmi la fine. no, si chiama allora Voglia di vincere in Ok, italiano e Teen Wolf è il titolo originale. ok, ok. E l'altro? L'altro, guarda, un grande classico che è Il principe cerca moglie con Eddie Murphy, che era una vita che non lo vedevo. E così se volete vederlo. Poi ho scoperto anche un paio di anime giapponesi che mi hanno consigliato dei miei colleghi. Uno è, Certo. uno è Your Name, si chiama. Matthew. No, vabbè, Ah si no, chiama... pensavo fosse una domanda, allora ho detto subito E l'altro è la forma della voce che si chiama, cioè che toccano degli argomenti abbastanza interessanti, abbastanza anche seri. Che bello, che bello. E niente, poi anche Beverly Hills Cop, sempre con Eddie Murphy, che sono E tre film quello veramente... è un tuo grande cavallo di battaglia. Mi Guarda, aspettavo anche un Rocky volendo, eh. perché sennò poi divento un po' troppo, nel senso... Cioè, poi ripeto sempre le stesse cose, non va bene. Vabbè, Però io no. guardateli, nel senso... Sono praticamente 1200 film e tu dicevi, vedi, stai a casa e te li guardi pian pianino. Guarda, sono 7-8 film da guardare. Niente, poi io ho anche cucinato con Ho l'aiuto visto su Instagram, su Facebook che continui a mettere roba da mangiare. più che altro ho aiutato, diciamo che il resto l'ha fatto più che altro mia madre. Abbiamo fatto i pisarei Mm? freschi e i passatelli. Hai capito? Insomma, io anche lì, magari, se non siete tanto capaci di cucinare, magari potete allenarvi, iniziare
visto che il tempo ce l'abbiamo adesso, magari cercate Fai dei tutorial, quando fai le cose con tua mamma, ti metti lì, fai una diretta su Ignorant e dici, sono cose, visto, fai vedere le cose, no? Poi a un certo punto tiri fuori cioè quello che hai fatto tu fa schifo, poi tiri fuori già quello già pronto e dici, hai visto come doveva venire? Tutti dicono, come viene. Prossimamente volevamo fare anche il pane, quindi, sta. visto che magari tra un po'... Così non devi andare al supermercato a prendere. Ah no, scusa, sei già lì. Vedi, io sono uno di quelli che ci va tutti i giorni al supermercato. Vedi? Bene. Sì, purtroppo. Va bene, va bene. Allora dai, ti saluto. Facciamo sentire ancora un po' di musica a chi ci sta seguendo. Intanto continuiamo. Ciao Gloria, vedo una che si è appena sintonizzata ora. Ciao Gloria. Scusate. Vai. Ovviamente da ascoltare il Sound Ignorant che ci fa una grande compagnia, no? Alla fine... Assolutamente, assolutamente. Poi abbiamo appena rifatto, lo dico per chi magari non lo sa, abbiamo appena risistemato tutta la nostra pagina YouTube. Ci sono tutti i nostri video, ma anche tutte le canzoni di tutti i dischi che si possono riascoltare. Quindi voi vi mettete lì e magari poi le postiamo anche sulla pagina, così vi rinfreschiamo la memoria, ecco. Sono abituato al ciuffo che mi va davanti alla te. Guarda, spero che la quarantena finisca presto, soprattutto per vederti tornare al tuo taglio normale. Se apre tutto vado a tagliarmi perché ce la faccio più, guarda, ti dico la verità. Bene, bene. Ciao Fritz, ci vediamo prossimamente, stammi bene. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. E niente, dai, allora me ne faccio sentire un'altra, così giusto per tenervi compagnia. Visto che abbiamo parlato con Tia, io direi di raccontare la storia della sua amorusa, così, giusto per... La me murusa la bresana e la galcu come una damigiana. La me murusa la carlas e la galcu che fa precas. La me murusa quella stradela le innamora d'un bel canela. La me murusa le de San Ginés e la cambiamo quasi tutti i mesi. Chissà, 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 chissà che per riscova che te porta qua. Chissà, 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 chissà che per riscova che te porta qua. La me murusa le dava via e tutti si inciuca l'usteria. La me murusa le cassura a Milano, spendai da ne, Andrea la man. La me murusa con la Bologna, la va in giro biuta senza vergogna. La me murusa che parenta Roma e me una crava la profuma. Chissà, 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 chissà che per riscoma che te porta qua. Chissà, 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 chissà che per riscoma che te porta qua. La me murusa è da Madrid, la magra, magramente c'è vide. La me murusa è da Berlino e le ignorante men bucin. La me murusa la viene a Londra, la sa stremisa quando te incontra. La me murusa la sta a Paris e su dal nasta gai parbis. Chissà, 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 chissà che per riscoma che te porta qua. Chissà, 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 chissà che per riscoma che te porta qua. La me murusa è da New York e la che diventa stort. La me murusa la studia a Shanghai, le bruta con e senza ucciai. La me murusa stega a Bogotà e la che una piva esagera. La me murusa è da Timbuktu, pudiva andata via. Chissà, 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 chissà che bel riscoma che te porta qua. Chissà, 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 chissà che bel riscoma che te porta qua. La me murusa la sta in sta luna. Sarà minca... No, c'era una teruna.
Chissà, 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 che bel riscamo che te punta ca. Chissà, 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 che bel riscamo che te punta ca. Chissà, 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 che bel riscamo che te punta ca. Chissà, 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 che bel riscamo che te punta ca. Grazie, grazie, grazie a tutti voi che non state applaudendo da casa, perché cosa applaudite da fare? Che tanto siete da soli a casa nella vostra stanzetta lì a guardare il concerto casalingo dei Ignorant, live from la Camera da Legge. E chiamiamo un altro Ignorant, giusto per così movimentarci un po'. Tanto saluto tutti quelli che si stanno mettendo in collegamento in questi minuti e chiamiamo Paolo, cioè attraversiamo la Manica e vediamo un po' com'è la situazione. Bella! Ciao, sono Attilio Maggiustar. Ah, ho sbagliato la connessione perché... Signor Bonetti, io credevo che le nostre collaborazioni che avanti da anni fosse di un altro tenore, che lei mi rispettasse come artista, che non mi chiamasse Paolo. No, è perché io cercavo un altro, mi sa che ho sbagliato a cliccare la... Comunque è bello anche il copricapo, fa freddo lì da quelle parti? No, sono calvo. Ok. Volevo... Fa molto calvo. Beh, comunque, allora, visto che siamo partiti un po' male, la presento ai nostri ascoltatori, perché insomma, io mi aspettavo un'altra persona, invece ragazzi abbiamo qui niente po' di meno che Attilio Maggiustar, nostro noto collaboratore, noto poesiologo. Poesista, che a questo punto, visto che è qui, io le chiederei se magari ci vuole deliziare con qualcosa di fresco, di nuovo, magari un componimento appena realizzato. Guardi, signor Bonetti, guardi, non volevo sparare cartucce così presto, ecco, ho giusto un componimento che ho appena fatto, non so se è pronto per il grande pubblico, ma visto che nonostante il gruppo sia di dubbia qualità, però il pubblico del gruppo è meglio del gruppo stesso e di solito è molto affettuoso nei miei riguardi, per cui farò un omaggio non tanto a lei, signor Bonetti, non tanto a Ignorant, ma a tutto il pubblico dei Ignorant. Questa canzone si chiama Restare a casa. Restare a casa, restare a casa restare. Guarda la luna in mezzo mare. Quante volte ho guardato il cielo e adesso non cielo. Guardo il mondo da un oblò, poi accendo Netflix. Questa è la mia casa, la porta dov'è? Erba di casa mia, devo tosare la cucina. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma adesso sì. Guardo l'orizzonte e mi interrogo. Come funziona la quarantena a Casarile? Si resta tutti a casa Rile? E a Casale Monferrato la si fa in case protette da infissi di metallo? Di ferro? E a Casaletto Lodigiano la si fa in case costituite da un solo letto? E a Casagrasso? E a Casaluce? E a Caserta? Mi interrogo su tutto questo e mi do un bel 10. Complimenti, complimenti. Anche a casa, tutte le persone che ci seguono sicuramente si uniscono a questo mio applauso.
Grazie, grazie. Domande lecite. Leggo dei commenti del nostro pubblico. Purtroppo non ho potuto vedere il vostro collega Mattia perché mi è saltata la connessione. Solo di Giano hanno avuto poco. Bene, io direi che possiamo finirla con questa commedia, ovviamente sono io. Ma sei tu, ma allora non avevo sbagliato. Non ho sbagliato. Sono io che sono bipolare. Come stai? Sto bene, sto qui, appunto qua a Londra, come forse avete visto, a parte che avete altre sicuramente priorità che non considerare quello che succede fuori, giustamente, finalmente dopo un momento di iniziale incertezza, si sono decisi gradualmente a... Grazie Tia che sei in piedi ad applaudire, grazie a Sailor Moon. Sono decisi finalmente a fare qualcosa. Adesso piano piano stanno. Non ci sono più le pecore, i greggi, basta, adesso è cambiata rotta. È cambiato rotta, sì. Teoricamente dovrebbero essere chiuse le scuole, da oggi, ma la scuola qua sotto è aperta. Ci sono dei bambini, pochi bambini sono qua sotto, ma che comunque no, gradualmente la situazione sta peggiorando, ma paradossalmente meglio così perché almeno il contagio si tiene meglio, ecco. Come sappiamo. Ovviamente nei supermercati non c'è ancora il contingentamento che c'è da voi, per cui però comunque i generi di prima necessità mancano. Per cui sì. No, però, quella fase che c'era da noi all'inizio, diciamo, di... fai più o meno la seconda settimana di quella cosa lì prima che iniziasse il vero lockdown, no? Per cui almeno ci sono delle fasce, stanno cominciando gradualmente a diminuire gli orari di apertura, ci sono come si dice, degli orari riservati solamente agli anziani, perché tipo dalle 9 alle 10 del mattino possono andare solo gli anziani, non ti fanno entrare se sei giovane, ma forse se mi trucco bene riesco a entrare. No, comunque sì, poi io sono anche fortunatamente fortunato e posso lavorare da casa, per cui ho una situazione, adesso ho trovato una situazione in cui io non sento il mio vicino che tiene le troppo alte e non mi stresso più di tanto. Se ci Insomma, sei puoi anche insultarlo, tanto non... sì, non capisce un Vuoi cazzo. spiegare del vicino? Sì, figlio di puttana. Oh, non posso dire i bambini? Ci sono i bambini? Ciao bambini. Ciao, ciao bambini. E niente, ovviamente è diverso da fuori perché ovviamente hai tanti amici, hai la famiglia là, e ok che sono tutti isolati, sono un po' come piace dire a quello dei Negramaro, siamo tante isole di solitudine, no? Devo mettere la cuffia per fare quello dei Negramà. Non devi No, farlo per dire il generico. siamo tante isole. E, no, stavo dicendo, scusami, appunto la difficoltà ulteriore ovviamente è che ai genitori, insomma, tutte le persone a cui vuoi bene molto lontane, e ovviamente ogni tanto ti parte il piangerino, però va bene così. La situazione non è proprio il massimo, insomma, poi stando da lontano... Quindi non ti faccio neanche la domanda quando torni o quando riuscirai a tornare, perché è proprio un grande punto di domanda. È un grande punto interrogativo, sì. Guarda, io so di tanti conterranei, non che conosco di persona, ma so notizie che stanno tornando a casa in questo periodo, perché comunque l'ambasciata, il consolato, scusami, dà questa possibilità. Non l'ho neanche considerato, non mi sembra intelligente viaggiare in questo momento, e comunque anche i miei non mi hanno mai neanche chiesto di tornare, insomma, Sì, vabbè. La situazione insomma è abbastanza comprensibilmente grave per tutti, anche se c'è tanta gente a quanto capisco, ma anche qua in realtà, che non ne capisce la gravità.
Per cui capite nella gravità, per favore, capite nella gravità. Ecco, questo è il messaggio di Paolo. Cosa fai tu a casa a parte lavorare tutto il giorno? Non posso dire. No, vabbè, ok. Detto questo, no, vuoi consigliare qualcosa da fare a casa o no? Cosa si fa in questo periodo? Innanzitutto si deve, si sia gentili, per favore. Nel senso che adesso siamo in una fase in cui siamo abbastanza tutti isolati da poco. Io un po' di più perché mi sono fatto anche 2 settimane di quarantena prima perché ero appena tornato dall'Italia. Però siate comprensivi, visto che siamo tutti in tutti stipati probabilmente in palazzoni o palazzi di vario tipo, tenete sempre in considerazione che c'è una persona o delle persone dall'altra parte, per cui e siate comunque gentili. Non lo dici per il tuo vicino di casa, vero? No. Lo dico per il mio vicino, lo dico perché già è difficile essere vicini di casa in tempi normali, adesso potrebbe diventare un'opportunità se la si sfrutta bene. Poi, cosa fare? Secondo me, se ci si ritaglia allora, vedo comunque tanti consigli, Ali, 20.000 film da guardare, 20.000 serie da guardare, eccetera. Sembra quasi che vogliamo stressare con altre cose rispetto a quelle con cui ci stressiamo normalmente. Se si riesce, anche tipo meditare, stare anche un attimo con se stessi, non solo fisicamente ma anche mentalmente, e anche magari se si ha lo spirito e la voglia, anche prendersi il tempo per creare, per fare qualcosa di attivo, di creativo, magari anche non da togliere. E cos'altro? Basta. A patto, beh, allora ci sono 2 soluzioni per fare questa cosa: o comprarli o farli in casa. Se avete, mangiate tanti dolci perché i dolci fanno bene psicologicamente. Guarda, io ho preso alla lettera questo tuo messaggio fin dal primo giorno in cui proprio, anzi già da prima che il coronavirus arrivasse in Italia. Ma ti vedo che sei bello contento, ma ti vedo, vedi che funziona. Il segreto sta tutto lì, sta tutto lì. Il segreto sta tutto lì. Quindi fondamentalmente prendersi, cioè abbiamo la fortuna di avere più tempo, prendiamoci questo tempo. Prendiamoci questo tempo, ma non stressiamoci nemmeno con 20.000 film. No, certo, infatti. Mi stavo in automatico facendo un assist. No, dico, mi stavo facendo un assist per la prossima canzone che avrei suonato. Il re dell'assist. Dai, ti saluto allora, che faccio sentire Long Bureva ferma il tempo al nostro pubblico. Ciao amici, questo singolo qua è l'ultima canzone che abbiamo pubblicato, per cui ascoltate adesso dal vivo, per la prima volta dal vivo, ragazzi. Questa è una prima mondiale dal vivo. Infatti non so gli accordi, ve lo dico già da prima. Gli accordi, se la fa male, la trovate fatta bene su YouTube. Tra l'altro con l'armonica di Andrea Beretta, che salutiamo, e che non c'è qui e quindi è senza armonica. Però vabbè. Va bene. È una canzone armonica. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Eccolo là. Niente, dai, vi faccio ascoltare L'on che voleva fermare il tempo. L'on che voleva fermare il tempo, l'eras tu da curgadre, guarda so carini più segris, incerti di che sembra più sei stesso. L'on che voleva fermare il tempo, si dopo da cur la maratona, domani farà
il gusto arriva senza il pendirsi da verso il primo. E lui ha rubato tutti i lancetti, e lui ha arrancato tutti i cucù, e lui ha stipato tutti i relogi. Ma il tempo voleva sempre più servo. L'uomo che voleva fermare il tempo, ma ritrovare l'amore della sua vita, perduto in la monotonia. L'uomo umana è una partita, l'uomo che voleva fermare il tempo, per cui deciderà contro la sua nonna, argiga nascondino cui soffier, e per niente quel che chiudo mo. E lui ha rubato tutti i lancetti, e lui ha arrancato tutti i cucù, e lui ha stipato tutti i relogi. Ma il tempo voleva sempre più servo, e la ruota girava e non tribuleva, ma il tempo che sprecava nessuno la rideva, e l'ora strapieva, piangeva, buseva, perché la sua vita la svelta passeva, in senza fermare tutta la città, facendo un inchino alla vita passata, perché non pecca, tu mi ricorda al tempo del dono, più sei grande che sca. E l'ora l'ha attaccato tutti i lancetti, e l'ora l'ha montato tutti i cucù, e l'ora l'ha aggiustato tutti i relogi. E il tempo ha regalato momenti d'oro, e il tempo ha regalato momenti d'oro, e il tempo ha regalato momenti d'oro. Bene, bene, niente, l'Uomo che vorrà fermare il tempo, come diceva giustamente Paolo, è l'ultima canzone che abbiamo realizzato. Cosa stanno facendo gli Ignoranti in questo periodo di blocco totale? Perché a livello di spettacoli, cose, è tutto fermo. In realtà ci stavamo già prendendo del tempo per noi, per come dire, riorganizzare un po' le idee. Volevamo tornare con i nuovi spettacoli della primavera e dell'estate, con uno spettacolo completamente nuovo, quindi con canzoni nuove, rivisitazioni delle vecchie, cioè uno spettacolo diverso dal solito, quindi già ci stavamo prendendo un po' di tempo per quello, e quindi continueremo a farlo, perché ovviamente tutti gli spettacoli saltati ci auguriamo che siano rimandati, e in più stiamo scrivendo roba nuova, stanno venendo fuori delle belle canzoni, secondo me, e non vediamo l'ora di farvele ascoltare, quindi dateci tempo, adesso ci sistemiamo con tutte le nostre belle robine e veniamo fuori con qualcosa di bello. Questa è la prima, che vanta una bella collaborazione con Andrea, che non ho visto se ci sta guardando in questo momento, comunque lo salutiamo. Abbiamo ascoltato la sua armonica parecchie volte, perché comunque è una delle nostre parti, tra virgolette, e ci siamo innamorati di questa armonica, per cui abbiamo voluto fortemente metterla in un pezzo, e così è venuto fuori l'Uomo che vorrà fermare il tempo. Io direi che a questo punto insomma, dobbiamo anche chiamare l'ultimo ignorant all'appello, il buon Gianca. Vediamo se è dalle nostre parti oppure no. Gianca, se ci sei, batti un colpo. Intanto saluto tutta la gente, ne vedo un sacco. Ok, eccolo qua, è arrivato Gianca nel frattempo, in attesa di connessione. Ci colleghiamo con Borgarello, Big City Live.
Ciao Gianca! Ciao, Eh, ciao, Ciao! ciao, mister Bonetti. Bello come sei elegante! Sono sempre vestiti bene, va che roba. Bello Guarda, anche te. guarda che bello, guarda che bell'uomo, che bell'uomo! Ma adesso vado a fare un bel giretto. Ma no, non puoi uscire, non puoi uscire. No, no, ma qui faccio il giretto per andare in camera da Ah, letto. ok. Sì, bisogna essere eleganti, non è che si può andare in giro No, così. hai ragione, hai ragione, hai ragione. Ah, No, eh, giusto, bisogna essere, cioè anche per andare in salotto, bisogna avere un certo... ah, che bello. Ma che belli occhiali, sì, sì. Ma sono da vista? Sì, si rivedi, sì. Eh sì. Guarda che bello. Ah, E voi come state? Tutto bene? Com'è la situation lì? stiamo bene, sì, sì. Che noi ci divertiamo un sacco, facciamo un sacco di cose divertenti. Ah, che Abbiamo bravo. provato a cucinare anche noi. Eh? Mattia, ho sentito prima che Mattia cucinava. Lui ha Sì, sì, fatto sì, si è preso bene con la cucina. sì, sì, l'ho fatto anch'io. Anche tu? Beh, Bravi a tutti. allora, se vuoi portare un po' del tuo tiramisù, cioè non lo puoi portare, però quando finisce la quarantena ci mangiamo il tiramisù se vuoi. Ok, va bene. Vabbè. Sarà una bella questa qui, sì. Allora, senti, ti propongo una cosa. Dai, lancia. Così, visto che allora siamo qui, ci abbiamo la chitarra, tu sicuramente le tue palle ce le avrai, dico da qualche parte, ce le avrai. Allora, facciamo così, io suono di qua e tu giocoli di là. Va bene, sì, mi sembra una bella Ci idea. proviamo? Sì, 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 sì. Dai, allora io direi di fare una canzone. Ho bisogno solo di una mano. Sì, io intanto direi di fare una canzone nuova, inedita, che non ha mai sentito nessuno. Che bella la tua casa, guarda, che bello. Ah, eccolo là, Gianca. Guarda, a caso, non so che canzone vuoi fare, Una nuova, una che non facciamo mai. Sì, sì, io la coperta, i cappelli, prima parlavo di elettrico. Ah, quindi facciamo il Sigula, ho capito. Ok. Bravo, vedi? Al Sigula le setai su una cadrega, la donnina messo. Buttant en punta del campanile, un sit de smingar. In dal dir fa la punta di tratur, e un po' també el signor, i caminen in la risera. Un tifier che se n'è capisce il ghe, ormai domai ne bude, i gadan un po' da tra. E cui io già sbarata, ascolta ni rock il gad racconta. Perché sicura quando giù in assalto il vostro allunga che parevano chiute, che parevano chiute, che parevano chiute come sono calzone. Perché sicura quando giù in assalto il vostro allunga che parevano chiute, che parevano chiute, che parevano chiute come sono calzone. Sicura lei su una pianta cicoria, era gran punta il barbera, l'isteria, fa malgoria, un piato al tornegheva, una bacia bella, ma ti dico che era. Io non stesso al sicuro lei, quando la guardando a pesca, se te in mese sei fatta qui, mai calci che va, brasa un bel tiro su, una carpa da giuspan, si vuol che la pinteva, scinteva svergema. Perché sicuro quando er giù in assalto il vostro all'unica parevano chiute, che parevano chiute, che parevano chiute come sotto il sol. Perché sicuro quando er giù in assalto il vostro all'unica parevano chiute, che parevano chiute, che parevano chiute come sotto il sol. La 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 la
il sicuro che si veniva il martello col signore. Era un rapporto strano, era secondo ma lo pinta piccola sta allergi al quindi candire, ma sta che va da zona, a che era una dira, è sicuro in la sua vita, la Laura Tridi, la questa giornata, perché dopo sei tempi, estimare di tua festa, questi tempi per vincere, e la contraddizione con la fortuna dentro il sacco. Perché sicuro quando era giugno saltevi nostra che pareva anche come so penso perché sicuro quando era giugno saltevi nostra che pareva anche come so penso al sicuro arrideva fino a che non poteva più. È una dentera clarida parlù. Qui Sabat e la vestaglia a ripensa a stian in bre. Quando imparaste al mondo era un bel mestiere. Facciamo chi ride prima. Perché sicuro quando l'Argiuna saltava qua spallo che pareva anche come sono stati. Perché sicuro quando l'Argiuna saltava qua spallo che pareva anche come sono canzoni. Bravo Gianca! Grande Bone! Ci sono? Ci sei? No, non ci sei. Ci sei. Bella Gianca. E non era facile sta roba qua, perché c'è un po' di ritorno, un po' di cose, però è venuta bene. Sì, c'è carino, è stato divertente comunque. Dai, adesso i Basta concerti li facciamo tutti così. Bravo. Cioè, non c'è neanche lo sbatti da andare nel posto, ce la fai da casa, tranquillo. Casualmente, eh? Certo, no, casualmente, certo. Confidenza, non è che Certo. uno prende, si mette gli occhiali per fare la passeggiata in casa. No, certo, te lo prendi così a casa. No, in giro sempre così. Più Giusto. o meno sì. Dai, Ma anche perché ti sei datemi vestita tu così? due consigli su cosa fare in casa in questi giorni. Cioè. Sconsiglio di fare il pane come hai detto tu. E come dicevo prima, io ci ho perso mezza giornata, poi ho preso. Ah, ok. Non è andata benissimo. Non è andata mettiamola giù così. E quello che consiglio io è ho una serie. Hai una Ho serie? una serie. Ho una serie, visto che ho una serie, sono quello che non propone mai serie. The Good Place. The Good Place. Ma dove la becchi? Su Amazon? Su Netflix? Netflix, quello lì. Su Netflix. Netflix. Va Netflix. bene. Stasera la cerco. Ed è molto carino. Ma, Sì. ma di cosa parla? Ma in senso lato. Nel senso, non direttamente perché non parla di qualcosa che succede effettivamente alla gente, ma come affrontare le cose che arrivano. Quindi è un altro modo di vedere il momento attuale che stiamo attraversando. Bello. Bene, ci sta. Io non dico... Paolo dice bella Good Place, quindi il fatto che voi due siate d'accordo su qualcosa... Non lo so, è proprio da... Stefi mi dice, ma l'hai vista anche tu? Quindi l'ho vista anch'io, però non... Ma quando l'abbiamo vista, Stefi?
O ti hai visto un bel sito? Mi si è spento il telefono. Niente, si è spento il telefono. Non risponderti. Niente, non potrò mai rispondere, non saprò mai quando ho visto quella serie. Comunque, vabbè, a parte quello... Questo cos'è? Che cos'ha? Vabbè, niente, dai, allora saluto anche te. Ci sentiamo prossimamente. Dai, comunque è venuta bene, magari ne facciamo un'altra di diretta, dove gioco lì per 2 ore. Immagino anche gli altri. Sì, no, beh, anche con gli altri, sì, con tutti. Dai, buona serata, saluta la family. A tutti, ciao ciao. Ciao, ciao, ciao. Niente ragazzi, direi che non so da quanto tempo siamo in diretta, comunque basta, cioè, abbiamo chiamato tutti, chi chiamo, cioè, con chi parlo. Vi faccio ascoltare un'ultima canzone. Allora, è una canzone che utilizzavamo come chiusura dei nostri concerti, diciamo negli anni scorsi, poi più o meno l'abbiamo modificata, cioè abbiamo modificato il finale, quindi non la utilizziamo più, ma secondo me è molto azzeccata con il periodo che stiamo vivendo. La canzone si chiama Al Temporal e praticamente racconta di come al passaggio di un temporale le cose non siano mai come erano prima, cioè arriva il temporale, lo si vede arrivare da lontano, c'è tutta la bella campagna secca, poi arriva il temporale, bagna dappertutto, escono tutte le lumache e niente, però il passaggio di un temporale, quindi di qualche sconvolgimento, va un po' a cambiare tutti noi. Personalmente credo che quello che stiamo vivendo in questo momento ci cambierà, perché già adesso sono cambiate le nostre abitudini, sono cambiate un sacco di cose. E visto che appunto la situazione non è ancora risolta, la cosa andrà probabilmente avanti, cioè io sono convinto che questa cosa ci cambierà in qualche modo, andremo a riscoprire dei valori che magari avevamo dimenticato, delle cose che, diciamo, che non facevamo più da tanto tempo, lo stare in peggio, scrivo, no, non ci cambierà in peggio, ci cambierà in meglio, auguriamocelo, in meglio ci cambierà. E niente, comunque questa canzone si chiama Il Temporal e per suonarvela devo mettere su l'apparecchio per i denti, perché è l'unico modo che ho per suonarvi anche l'armonica, e la canzone fa più o meno così. Faceva un caldo da slengueva per la campagna che era anche un gris, se che va di anche la deserta, cercava l'ombra, non tende chi, tutto un po', arriva in Ugal, forse il sul, seruti bal, al cielo sete in giù de negre del brut canton, arriva il temporale. La comincia il detto che fa cattiveria, a me duro sul di punta del testo, tu la porta, la scusa il frumento, restai contenti, soddisfatti, e più in calcura, ma te partera senza te paura, dimilo, e te fa sernire, da te gli strette, il popolo la via, quei che cantano. E allora dai, ora tira sui panni, allora dai, si sa per la verragna, e allora dai, ora tira sui panni, allora dai, vai che più ti toma gara. Arriva il pro,
siamo alla scalmana, l'attacca da lì, il cane che se lo dura, cammina un concerto, suona la chitarra, senza del bisogno, un amplificatore, e se fa una guida, si piglia un'altra, e si la pioggia, la si presenta, e legni più porta, fino a fare il ciucchino, perché la che la tenti, senza inventare. E allora dai, 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 ora tira sui panni, allora dai, 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 che si sono della davanti, allora dai, 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 ora tira sui panni, allora dai, 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 poi chi ti do magari. Se bagna il Pasai, se bagna l'America, se bagna anche il Gör, di persona in una misura, c'è lo sasserisce per la strada versa, e ma sono le cose stremise, ricomincia più, e anche la liserta, la teniamo su, ma quando il passa, non il passa, il temporale, proprio stress, insomma più. E allora dai, 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 ora tira sui panni, allora dai, 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 ci sarà della ragna, allora dai, 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 ora tira sui panni, allora dai, 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 poi ti do magari. Grazie ragazzi, è stato bello riabbracciarvi anche solo virtualmente. Ci vediamo domani a che ora? Adesso ci organizziamo, Monia, poi dopo vediamo. Grande Teo, grazie a tutti, grazie a tutti. Davvero è stato un piacere ritrovarvi anche così a distanza. Speriamo di potervi riabbracciare a meno di un metro nel più breve tempo possibile. Grazie a tutti, buona serata, buon tutto, state bene e state in casa. Ciao. Ciao. Ma continuate a scrivere, ma cosa scrivete? È finita, basta, ma non scrivete più, ma basta. Grazie, ciao a tutti ragazzi, è stato bello, bellissimo. Ciao, 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 ciao.